Eccoci qui, ci siamo. Un saluto da parte di Andrea Amata e benvenuti alla settima puntata di Casa Cus Cagliari a Radiolina. Che cos'è Casa Cus? È il programma che vi racconta il pomeriggio è un ma anche su quella del Cus Cagliari. Oggi parliamo di basket con la guardia del Cus, Giulia Prosperi, con la quale insomma che ci racconterà un po' come sta andando la stagione e poi la sua gara da ex, perché il Cus giocherà domenica alle 15:30 contro Umbertide, e quindi sarà una gara importante per lei, ma anche per le ragazze, per la squadra, perché insomma ha vinto la prima gara contro la Virtus nel derby e poi però è andata incontro a alcune sconfitte, per cui insomma sarà un modo anche per ripartire. Poi parliamo di università con il professor Francesco Marongiu, che è il prorettore per le attività sanitarie dell'Università di Cagliari. Con lui parleremo di un progetto presentato nei giorni scorsi da Unica, cioè il video Fai le mosse giuste. Il professor Marongi fa parte dello staff che ha realizzato questo video dal punto di vista universitario, e poi anche resteremo in tema Covid, che comunque resta uno dei temi importanti, è un tema che viviamo praticamente tutti i giorni, e parleremo anche delle altre attività del CUS, perché il CUS non si ferma, lo sport continua a Saduchessa. Io saluto Giulia Prosperi. Ciao Giulia. Ciao, ciao a Eccoci tutti. qua. Ciao Giulia, benvenuta. Come stai Ciao. innanzitutto? Come sto? Bene, bene, mi sto riprendendo da una sottospecie di infortunio, chiamiamolo così, che è stata una forte botta al costato che mi ha procurato anche uno stop contro Livorno, però va meglio, quindi Quindi sto insomma, abbastanza bene. ti faccio subito la domanda che ci interessa. Insomma, voi scendete in campo domenica alle 15:30 contro Umbertide. Umbertide è la tua ex squadra. Come senti la gara? Sei carica? Sei pronta? Poi parliamo di tutto il resto, parliamo insomma dell'attualità. Sicuramente la sento molto, come credo sia normale con qualunque giocatrice che affronta appunto la sua ex squadra. La sento, però sono fiduciosa insomma, della mia squadra, del CUS, e spero e sono sicura che faremo bene. Quindi c'è tensione, però c'è anche tanta tanta voglia di riscattarci dopo, diciamo, quest'inizio un po' altalenante, ecco. Complicato, avete vinto la prima partita contro la Virtus, poi una serie di sconfitte, il derby, Livorno, insomma anche la gara contro Civitanova Marche sabato. Non è stato un buon inizio, questo dobbiamo ammetterlo. No, sicuramente i vari infortuni, lo stop di Erika che ancora non è riuscita a prendere parte, insomma, al campionato, ci hanno un po' destabilizzato, hanno un po' rotto quelli che magari sono stati gli equilibri per il primo mese di preparazione. E ovviamente non ci sono scusanti e dobbiamo lavorare sempre di più, ogni giorno di più. Senti, parliamo un po' della tua vita prima del CUS Cagliari. Dall'accento si capisce che insomma sei romana, quindi insomma non sei sicuramente né toscana né veneta. Raccontaci un po', ecco, come hai iniziato a giocare a basket, e un po', ecco, come è iniziata la tua storia cestistica. Ma la mia storia cestistica è iniziata sicuramente quando ancora dovevo nascere, dato che appunto i miei genitori sono stati giocatori, allenatori, quindi diciamo che il basket l'ho masticato, come si dice a Roma, da sempre. Mi ricordo quando a 2 o 3 anni ero nelle palestre fredde perché mia madre magari si allenava, io ero lì a guardare, quindi diciamo è stato un amore di una vita. E, in più ho avuto la fortuna di poter crescere in una società a Roma che è il San Raffaele, che è sempre stata, diciamo, rinomata per il settore giovanile. E quindi questo mi ha portato non a fare esperienze precoci magari in Serie A o in campionati di alto livello, però sicuramente mi ha permesso di fare tante finali nazionali, di giocarmi tanti momenti difficili che appunto mi hanno portato a essere sia la giocatrice che la persona che sono oggi. Dicevi, insomma, la tua, diciamo, è uno sport nato, è una passione per lo sport nato a casa. Quando i tuoi genitori hanno capito che, insomma, volevi davvero fare questo, insomma, oltre alla studentessa, volevi giocare a basket, cosa ti hanno detto? Qualcuno ti aveva detto no, non farlo? Insomma, come l'hanno presa? No, assolutamente, piuttosto perché non lo fai? Vai a farlo. Quindi diciamo tutto il contrario, essendo sportivi
capiscono appunto che le dinamiche dello sport sono importanti, e lo credo anch'io, cioè credo sia fondamentale per una bambina, un bambino, un adolescente mettersi in gioco in un gruppo e sperimentare comunque situazioni belle e situazioni anche dolorose. Dicono quelli bravi che lo sport è vita, insomma queste frasi che si usano molto spesso, però in realtà poi rendono l'idea. Senti, poi 2 anni a Umbertide, l'abbiamo detto poco fa, poi sei arrivata al CUS, cosa ti ha convinto ad arrivare qui a Cagliari? Hai già visto la città, insomma, immagino in questi mesi, Sì. diciamo in rosso-blu. Dici un po' la scelta di Cagliari. Beh, sicuramente è sempre stata una società che mi ispirava, cioè comunque vedevo il calore di una società che ci ha sempre messo la passione, che comunque ci ha sempre messo la grinta, è sempre stata una grande e bella società che non si limita solo allo sport della pallacanestro, ma a tantissimi altri sport, che quindi appunto persegue l'ideale di quanto sia importante lo sport, sempre con l'idea che appunto sia un centro universitario. E quindi diciamo queste due dinamiche che per me sono fondamentali, quindi lo studio e lo sport, le ho viste dentro il CUS. Tra l'altro tu, insomma, lo dicevi prima, il CUS è un mondo in cui è una polisportiva, per cui insomma c'è il basket, c'è la pallavolo, c'è l'atletica, c'è il calcio, c'è la canoa, c'è il calcio a 5, ci sono insomma 9 settori. Inizi già a vivere un po' le dinamiche della polisportiva, oppure insomma anche un po' il tempo in cui viviamo, che Allora, è il tempo di distanze? purtroppo non ancora, perché appunto il tempo che stiamo vivendo è un tempo un po' particolare, che limita i contatti, limita il numero di persone massime nel palazzetto, e quindi diciamo è un po' difficile incrociarci, e spero che comunque col passare del tempo questo si riesca a risolvere. Senti, ecco, proprio sulle porte chiuse, voi state giocando, diciamo, appunto a porte chiuse, così come dall'inizio della stagione. Cosa cambia questo nell'ottica di una partita? Oltre a quello che voi fate in campo, però manca il calore del pubblico, manca la spinta, no? Verso un buon risultato. Questo credo che sia uno dei fattori più importanti, no? Per chi fa sport anche in un campionato nazionale. Sì, decisamente. Nelle mie esperienze il pubblico è sempre stato fondamentale, perché ti dà ancora di più l'idea che non sei sola, che anche quando le cose vanno male, oltre alla tua squadra, ci sono anche altre persone al di fuori che sono lì con te e comunque ti sostengono. Quindi sicuramente la mancanza del pubblico dà un po' meno sicurezza e anche, diciamo, grinta. Questo è vero. Dicevi prima, mondo universitario, tu tra l'altro sei laureata in psicologia, se non sbaglio, giusto? Sì. Sì, perfetto. E sei, insomma, in questo momento impegnata nella laurea magistrale, insomma, sei alla seconda parte, no, per raggiungere il tuo obiettivo finale. Quante, insomma, lo chiediamo spesso a chi viene ospite qua a Casa CUS, come si riesce a conciliare lo sport con uno sport di livello, perché comunque il vostro è un campionato nazionale, con lo studio universitario? Beh, prima di tutto ci vuole tanta, tanta, tanta forza di volontà, tanto spirito di sacrificio, perché comunque, diciamo, fare tanto sport e farlo a livello agonistico comunque impone dei sacrifici che ovviamente sono sacrifici voluti e nascono già in tempi di adolescenza. Mi ricordo quando andavo alle scuole medie che i miei compagni al tempo mi dicevano andiamo a pranzo insieme, e io rispondevo no allenamento, no allenamento, no alla partita, quindi comunque non è stato facile soprattutto all'inizio, però la forza di volontà riesce a far sì che si possano compiere sacrifici e anche tante tante soddisfazioni, perché appunto laurearsi in 3 anni comunque giocando fuori e continuare a studiare è importante e ti dà molta fiducia.
Tra l'altro, ecco, dicevamo prima, tu hai fatto parte di alcuni raduni delle Under 15, Under 20, quindi insomma hai visto un po' il mondo della nazionale, hai partecipato a alcune finali nazionali giovanili. Una delle caratteristiche del CUS, soprattutto nel mondo del basket, è arrivare, no, ad alle finali nazionali. Tu queste le hai giocate, quindi puoi essere in un certo senso ecco, d'esempio, no, alle tue compagne più giovani che si stanno comunque allenando con te. Insomma, hai raggiunto obiettivi che loro oggettivamente in questo momento non ci sono arrivate, quindi che consigli dai? Che consigli do? Allora, mi prendo una frase di una canzone della leva calcistica del 68. Il consiglio che do è che un giocatore non si vede da quante volte sbaglia e quante volte invece fa le cose giuste, ma si vede dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E diciamo che questo è quello che mi hanno sempre insegnato nelle giovanili e che mi ha permesso appunto di giocarmi tante finali nazionali con tanti momenti importanti, anche di dolore per partite perse, ma anche di gioia per partite vinte. Quindi il mio consiglio è di viversi al massimo ogni tipo di esperienza, e ricordandosi però che non è uno sbaglio a formare un giocatore o una giocatrice in questo caso. Va bene, Giulia, grazie mille, è stata una bellissima intervista e insomma questa citazione finale ci riporta anche alla buona musica, quindi va sempre bene in un mondo come quello di Radiolina. Speriamo bene per domenica. Ricordiamo tra l'altro che la gara la trasmetteremo condividendo il video che realizzeranno i nostri colleghi di Umbertide, quindi per te, lo diciamo prima, sarà una gara importante, sei una ex, quindi insomma fatti valere, no? Come si dice in questi casi. Perfetto, grazie mille Giulia. Grazie, buona giornata, ciao. Ciao, grazie Giulia. Allora, proviamo a contattare il nostro secondo ospite su Skype. Se non ce la facciamo, lo contattiamo telefonicamente, così insomma parliamo anche di università. L'abbiamo detto in più di un'occasione, quest'anno il CUS apre, no, al mondo universitario. L'abbiamo fatto raccontando nella scorsa puntata quelli che sono le novità rispetto alla didattica a distanza. Giulia stessa insomma è una studentessa e sa anche lei un po' quello che è il mondo della didattica a distanza, lo conosce bene, quindi insomma abbiamo tante cose da chiedere anche al nostro professore. In questo momento mi sta contattando telefonicamente, ma lo chiudiamo e facciamo chiamare il nostro Simon Luca, che insomma è in regia e che sta tessendo le trame telefoniche. Simo, so che hai due mani, vediamo se riusciamo a prendere tempo, magari ci prendiamo un minuto, no? Vediamo che Simone sta continuando a fare il suo numero, quindi andiamo avanti. Vi raccontiamo in breve quello che è in questo momento il mondo del CUS Cagliari. Eccolo qua. Allora vediamo un pochettino, prendiamoci il tempo di un video che andiamo a mandare Giulia Innocenti, perché il video numero 5, caro Simo, perché sta continuando l'attività agonistica del CUS e noi abbiamo chiesto a Giulia Innocenti, che è una dei tecnici del CUS Cagliari, di raccontarci un po' come prosegue l'attività all'aria aperta a Sa Duchessa. Ciao a tutti dal CUS Cagliari. Qui l'ampia disponibilità di spazi all'aperto, con gli accorgimenti messi in atto dalla struttura e la grande propensione da parte degli utenti al rispetto delle regole, ci portano a proseguire con le nostre attività di ginnastica dolce, di atletica leggera per bambini e adulti e di total athletic training, in pieno rispetto delle linee anti-Covid. I nostri utenti sono pronti proprio a tutto e ne sanno qualcosa le ragazze del corso di total athletic training, che l'altro giorno si sono allenate con qualche gocciolina di pioggia. E a proposito di total athletic training, quest'anno ha assunto una forma virtuale anche per arrivare a tutti coloro che preferiscono allenarsi da casa. Se entrate nella pagina Total Athletic Training vi parlerò di Total Athletic Training Live, che appunto è la forma online dello stesso corso. Un saluto a tutti, vi aspetto al CUS. Grazie Giulia, insomma Giulia ci aspetta al CUS Cagliari. Vi ricordiamo un po' quelle che sono le attività del CUS. In questo momento proseguono le gare, le attività all'aria aperta per l'atletica leggera, proseguono ovviamente gli allenamenti e le gare per la A2 femminile di basket, mentre si sono fermati i campionati giovanili, le attività di mini basket e la squadra under. È fermo il campionato di prima categoria di calcio. I giocatori stanno insomma allenando in maniera singola, fuori tra l'altro dal mondo CUS, quindi insomma si incontrano e si allenano in maniera individuale.
fermo ovviamente tutti quanti i campionati giovanili anche per il settore calcio, e per la scuola calcio abbiamo sentito tra l'altro il responsabile della scuola calcio Pietro Casale nella giornata di venerdì scorso, quindi nella scorsa puntata di Casa Cus. Per la Canoa invece proseguono le attività all'aria aperta, abbiamo tra l'altro raccontato con una foto e con un post quello che è stato l'allenamento di mercoledì dei nostri giovani canoisti. L'Hockey su Prato, e anche in questo caso ferma l'attività giovanile, mentre insomma i ragazzi della A2 nazionale proseguono gli allenamenti in maniera individuale. Per quanto riguarda il mondo della scherma si è fermato la parte dei CAS, quindi dei centri di avviamento allo sport, mentre proseguono gli allenamenti sempre all'aperto per i nostri amici e ragazzi della scherma. Per il tennis fermi i campionati regionali di 3 maschile e di 2 femminile, mentre proseguono gli allenamenti e i corsi. Il nostro Michele Petruzzo è sempre in campo, pronto insomma a seguire i suoi corsi, mentre è ufficiale il rinvio del campionato di pallavolo di Serie B maschile al mese di gennaio. C'è stato un primo insomma tentativo di farlo partire a fine novembre, tentativo invece diciamo è andato fallito anche per l'aggiornamento dell'IPCM, che ricordiamo è valido fino ai primi giorni di dicembre. Fermi anche le under, invece proseguono i corsi, si ferma solo il multisport, che ricordiamo è un corso dedicato ai nostri giovani. Io chiedo al nostro Simon Luca se abbiamo delle novità sul nostro ospite. Stiamo provando a collegarci con lui. Diamo un'altra indicazione, ed è quella relativo agli spazi. La città della sportiva chiuderà il sabato alle 19, tutti i sabati di novembre e nel primo sabato di dicembre, mentre sarà possibile accedere alla pista d'atletica dalle 10 alle 13 dal lunedì. Poi ovviamente avrete tutti gli aggiornamenti sul nostro sito curscagliari.it, previa la compilazione del modulo di autocertificazione, e quindi insomma cercheremo di raccontarvi anche un po' una ripartenza. Come diceva Giulia, è importante anche coniugare poi l'aspetto sportivo in campo con un aspetto online. È stato fatto anche già nella prima fase del lockdown, probabilmente verrà fatto anche nella seconda, con una attenzione particolare anche alla cura dei corsi, al fatto di proporre comunque delle attività ai ragazzi, perché è vero che lo sport insomma in presenza si ferma soprattutto per le categorie giovanili, ma deve continuare anche per quanto riguarda le prime squadre, e soprattutto deve continuare anche in una forma online, perché questo è quello che stiamo facendo in queste settimane. Vedo collegato via Skype il nostro ospite, quindi se il nostro Simo Luca è pronto, io saluto il nostro secondo e ultimo ospite di questa puntata di Casa Cus, il professor Francesco Marongiu, prorettore delegato per le attività sanitarie per l'Università di Cagliari. Buongiorno professore. Buongiorno Andrea. Eccoci qua, buongiorno. Allora, lei fa parte del team coordinato dal professor Paolo Contu, che ha realizzato il progetto Fai le mosse giuste, con la quale insomma chiuderemo la nostra puntata di Casa Cus tra 5 minuti. Lei ha curato con attenzione la parte clinica dello spot, no? Diciamo sì, così. La parte clinica attraverso una conversazione tra due giovani medici sulla clinica del Covid, su quello che può succedere per quanto riguarda l'interessamento polmonare, ma non solamente l'interessamento polmonare, perché il Covid purtroppo può anche dare anche altre manifestazioni cliniche come la diarrea, per esempio, o anche altre manifestazioni come la trombosi polmonare, la trombosi delle vene profonde, l'infarto del miocardio. Purtroppo la compartecipazione del sistema cardiovascolare nell'infezione da Covid è importante e questo va tenuto presente perché è possibile utilizzare degli anticoagulanti, cioè farmaci che rendono il sangue più liquido, per dirla in maniera molto semplice, che hanno dimostrato con una dose di profilassi una riduzione della mortalità, quando però la malattia era ormai parecchio avanzata. E nell'aprile di quest'anno il nostro gruppo ha prospettato l'ipotesi che
il Covid potesse indurre una trombosi dei vasi polmonari. E questo per spiegare anche il decorso tumultuoso dell'insufficienza respiratoria. Sicuramente una trombosi dei vasi polmonari riduce gli scambi gassosi, quindi alla fine può risultare fatale, può contribuire in maniera importante alla morte dei soggetti infettati dal virus. Senta, professore, mi scusi, una parte importante insomma di questo lavoro è proprio la divulgazione. Lei insomma, come siamo sentiti telefonicamente nei giorni scorsi, ha fatto riferimento al far prevalere le norme di sicurezza, quindi insomma certo. l'importanza di non spaventare nessuno in questo caso. Allora, l'intero pacchetto che è stato pubblicato anche su Unica e che è un progetto del nostro rettore e che ha coinvolto me per quanto riguarda la parte clinica, è un progetto divulgativo da distribuire a tutti gli studenti. E in maniera molto semplice si ricordano, senza spaventare nessuno, ma anche però cercando di responsabilizzare tutti, le norme elementari che peraltro sono ampiamente pubblicizzate ovunque, e cioè quello di portare la mascherina, di lavarsi spesso le mani, di mantenere una distanza di almeno 1 metro. Tutte queste cose non devono da un lato spaventare, cioè non bisogna essere spaventati, terrorizzati da un lato, dall'altro lato però occorre assoluta attenzione, perché purtroppo il contagio, come si vede dai numeri, d'altra parte sono ampiamente noti, il contagio è sempre possibile, è sempre un qualcosa che è dietro l'angolo, e quindi lo scopo è stato quello di divulgare le norme base per evitare il più possibile il contagio, e dall'altra parte di spiegare agli studenti in maniera, credo, molto semplice, sia di che tipo di virus si tratta, e questo l'hanno fatto i miei colleghi infettivologi, microbiologi, ma anche di parlare di farmaci che possono essere utilizzati, e questo l'hanno fatto i miei colleghi farmacologi. Quindi diciamo che questo pacchetto divulgativo è semplice, facilmente fruibile da tutti, e posso aggiungere anche non solamente dagli studenti, ma chiunque voglia avere delle informazioni semplici e tecnicamente corrette, credo che possa accedervi senza problemi. Ecco, lei parlava di una comunicazione che è semplice, e in questo caso penso che sia forse la cosa migliore, perché quello che vengono dati insomma sono i dati giustamente numerici su quelli che sono i casi. È una comunicazione che però soprattutto in questi ultimi mesi si è un po' semplificata, davvero dare le 3 indicazioni base, cioè l'uso della mascherina, la distanza e il lavaggio continuo delle mani, insomma aiuta forse anche un po' a far capire che serve attenzione, e serve farlo in modo appunto più facile possibile per arrivare a più persone. Beh, però diciamo anche una cosa, che è dal mese di marzo che si dice alla popolazione di utilizzare questi sistemi. Il problema è che anche lei se ne può accorgere quando esce per strada, o comunque si reca in posti diversi tra di loro, che molto spesso la gente la mascherina non la porta, che il distanziamento non è praticato per nulla. Basta andare a passeggio per vedere persone fuori dai bar, per fare un esempio, che stanno a contatto senza mascherina. Allora ci si lamenta della scarsità della comunicazione, però questa comunicazione è stata data 1000 volte, forse di più, in tutti questi mesi. E si può anche dire che questi numeri del contagio in Italia, ma anche in Sardegna, che per fortuna è colpita meno, potrebbero ridursi davvero molto se tutti quanti utilizzassimo questi sistemi, se tutti quanti fossimo prudenti. Il guaio nasce quando le persone stanno molto vicine tra di loro per un tempo superiore ai 4, 5, 6 minuti. Il virus è estremamente insidioso, per cui basta molto poco per la verità, ma se tutti quanti
utilizzassimo queste banali regole che, ripeto, sono state pubblicizzate ampiamente, la gente lo sa benissimo, purtroppo non ci dà molto peso. Basta vedere quello che è successo in diverse città con assembramenti davvero pericolosissimi. Tutto questo non fa altro che incrementare il numero dei contagi e purtroppo dei morti. Questo è il problema. Quindi da un lato, torniamo a quello che dicevamo prima, non bisogna spaventarsi, non bisogna terrorizzarsi, ma dall'altro lato bisogna seguire bene queste regole. Se tutti lo facciamo, noi potremmo assistere nell'arco delle prossime 4 o 5 settimane già a un calo significativo. Questo non succede. Perché non succede? Perché non c'è una responsabilizzazione adeguata nella popolazione. Questo è un po' il problema. E purtroppo si arriva poi a che cosa? A chiusure che hanno un impatto, come lei sa meglio di me, enorme sul problema, sul lato economico, cose che potremmo evitare se tutti quanti seguissimo queste regole che, ripeto ancora una volta, sono state ampiamente divulgate nel corso dei mesi. Quindi non si può dire io non lo sapevo, questo non è assolutamente accettabile secondo me. Le faccio l'ultima domanda, poi insomma dobbiamo chiudere con la nostra diretta. Lei, lo dicevamo prima, è prorettore per le attività sanitarie dell'Università di Cagliari, quindi ha un osservatorio particolare anche sul Covid, anche sull'attenzione, anche su quello che insomma sono gli studenti, eccetera. Vede qual è in questo momento l'uscita, no? Cioè riusciamo a capire delle date, delle possibilità. Ieri il direttore dello Spallanzani diceva che in questo momento tutte queste misure sono messe in atto ed è l'unico modo per riuscire a combattere insomma il virus e a fare in modo che poi anche il nostro sistema sanitario risponda in maniera non troppo pesante, insomma, che non si appesantisca il sistema sanitario. Ci dia insomma delle parole, se possibile, di speranza, professore. Ribadisco quello che ho detto prima: se tutti quanti facciamo le cose che dobbiamo fare, che sono quelle che abbiamo detto noi due oggi, io sono convinto che nel giro di 6 mesi il problema non risolto, perché purtroppo la pandemia non si esaurirà in 6 mesi e qualcuno parla addirittura di 2 anni, ma certamente potremo assistere ad un miglioramento importante. Io voglio dire solo una cosa, che tutte le attività che sono state chiuse nelle zone rosse, per fortuna non nella regione, nelle zone gialle, cui fa parte la Sardegna, tutte queste attività, se svolte con le dovute precauzioni, cosa che purtroppo non è successo, potrebbero essere riaperte con beneficio di tutti, evidentemente, anche dal punto di vista economico delle varie imprese. E ribadisco, a costo di essere monotono, seguiamo queste regole e in questo modo io sono convinto che fra 6 mesi potremo non liberarci del virus, non ci libereremo così facilmente del virus, se non dopo un periodo congruo che non sarà meno, purtroppo temo, di un altro anno, però certamente lo potremmo combattere molto meglio e quindi lo potremo limitare moltissimo per quanto riguarda la sua pericolosità. Quindi potremmo vivere meglio. Se facciamo queste cose possiamo vivere meglio. Non voglio farvi perdere ulteriore tempo. Semplici regole. Grazie professore, grazie mille professor Francesco Maroggiu, direttore delegato per le attività sanitarie per l'Università di Cagliari. Io vi ricordo l'unica gara che si giocherà in questa fine settimana, ovvero quello di domenica alle 15:30 della nostra squadra di A2 femminile. Abbiamo parlato di basket, abbiamo parlato con Giulia Prosperi poco fa, giocherà contro Umbertide, sarà una gara importante, ne parleremo poi sul nostro sito cagliari.it. È stata rinviata anche il derby tra Mediterranea e CUS per la A2 femminile di futsal. Insomma, speriamo che le nostre ragazze possano tornare nelle prossime settimane in campo. Ricordiamo che la gara si sarebbe dovuta giocare domenica. Abbiamo parlato del video, fai le mosse giuste, lo vedremo alla termine di questa puntata, ovvero tra 30 secondi, giusto il tempo di salutare Simo Luca in regia, di ricordarvi l'appuntamento di domani con Cagliari Sampdoria e poi con A Voi la Linea, con Lele Casini, Silvio Camboni, Valentina Caruso e con il sottoscritto. Cercheremo di raccontarvi anche in questo caso la Serie A che non si ferma, e ricordiamo che Radiolina è appunto la
radio ufficiale del Cagliari Calcio, per cui insomma state sulle nostre frequenze anche oltre Casa Cus. Ricordiamo il sito cuscagliari.it, i nostri social Cus Cagliari Official, per raccontarvi quello che è il proseguo dello sport a San Lucchese. Lo sport continua, con attenzione ma continua. Un saluto da parte di Andrea Matta, Casa Cus torna tra 7 giorni. Lui è Covid-19 e ha invaso il pianeta Terra nell'anno 2020. Ora ci aspetta una sfida. Fermarlo adesso. Covid-19 è un virus che colpisce ogni parte del nostro organismo, ma è il polmone il bersaglio più colpito. I sintomi della sua avanzata sono febbre, tosse, stanchezza, perdita del gusto e dell'olfatto. È un nemico che si trasmette in 2 modi: attraverso particelle liquide, mentre si respira o si parla, attraverso oggetti e superfici portando le mani a contatto con il viso. Ogni invasione può lasciare un segno durevole sul tuo corpo. La sfida è già iniziata. Non restare fuori, prendi il controllo. Indossa la mascherina coprendo naso e bocca. Lava accuratamente le mani con acqua e sapone. Mantieni almeno 1 metro di distanza. Socializza. La tua energia si moltiplica se rispetti le regole. E non solo. Evita abbracci e strette di mano. Evita i luoghi affollati. Ricambia l'aria negli ambienti chiusi. Pulisci le superfici con cui entri a contatto. Ma attenzione, Covid-19 continua ad avanzare. Se vuoi salire di livello non puoi distrarti. Ad oggi sono in sperimentazione alcuni tipi di vaccini, ma la strada per sconfiggere il nemico è ancora lunga. Ognuno di noi può fare la differenza. Cittadini, istituzioni, scuole, università. Questa non è l'ultima schermata. Il gioco è solo all'inizio. Fai le mosse giuste. Start now.